stimoli non mancano, a parte che magari non vi mancavano in questo momento neanche lo stesso dopo la vittoria col Varese. Ma gli stimoli adesso, se non ci dovessero essere, sarebbe grave, perché ripeto, con la situazione che abbiamo noi in classifica, se non sei stimolato adesso a far bene devi cambiare qualcosina nella tua testa e anche penso nel lavoro che fai. Quindi dal punto di vista degli stimoli ce ne sono fin troppi. Adesso sta a noi poi questi stimoli metterli sul campo. Dall'altra parte un Cittadella che sta bene, viene da 2 vittorie di fila, e un Foscarini che ormai conoscete bene come allenatore. Forse questo può essere un vantaggio per voi, visto che loro è 9 anni che non cambiano allenatore. Onestamente io sono qui da 5 anni, un Cittadella fuori forma non l'ho mai vissuto, non l'ho mai affrontato, almeno nei periodi in cui c'era il derby. Sono sempre state partite molto belle, molto combattute fino all'ultimo, non per ultimo l'anno scorso che è finita 3-3, quindi sappiamo benissimo i valori di questa squadra, dell'allenatore e tutti i componenti del Cittadella. Quindi da parte nostra sappiamo, poi sta a noi quelli che siamo più da più anni qui a Padova, e trasmettere ai nostri compagni i valori di questa squadra che, pur essendo una realtà piccola, però adesso sono 9 anni che in B sta facendo ogni anno sempre molto bene. Se gli altri non hanno altre domande. E dopo intanto andiamo avanti con te. No, io con lui ho finito, avrei bisogno Sì, di... facciamolo, quindi mi intanto. sposto. Sì, Posso sì, prendere sì. il tuo posto? Grazie. Non sei in clima intervista doppia, ma... No, non sei... Vabbè. Era buono? No, semplicemente volevo chiedere se era buono il risotto di lunedì. Buonino, dai. Doppia razione. No. Allora, per te da padovano è un derby che vivi per la prima volta, però da padovano avrà un sapore particolare. Sì, il mio primo derby li ho seguiti l'anno scorso e gli altri anni sempre dalla televisione, è una partita sicuramente combattuta, però credo che a parte il derby siano importanti 3 punti. È vero che il derby può trasmetterti quella carica in più, però il nostro atteggiamento deve essere quello del secondo tempo di venerdì col Varese, perché se andiamo in campo con quella mentalità lì, con quella cattiveria e determinazione di volere le cose, possiamo ottenere veramente un buon risultato domenica. Ecco, visto che Trevisan ha detto dobbiamo trasmettere ai nuovi compagni lo spirito del derby, cosa ti ha detto di così speciale il capitano? Di menare. Male correre. Di menare, suggerisce? No, sicuramente, come ho detto anche lunedì in trasmissione, sarà una partita maschia, come tutti i derby, ci vorrà cattiveria e più fame di loro, anche perché comunque la loro classifica è sicuramente positiva, la nostra molto meno, e quindi non possiamo farci trovare impreparati da questo punto di vista. Ok, se volete io ho anche la trasmissione.